Il caso Ciambetti, dopo l'invito del professore di sociologia filorusso Alessandro Orsini per una lectio magistralis nell'aula Oriana Fallaci del Consiglio regionale, infiamma la polemica estiva a Palazzo Ferrofini. Il PD attacca duramente il presidente del Consiglio regionale, che ha preso parte, come molti esponenti del Carroccio, alla conferenza di Orsini. Noi ovviamente non invochiamo le dimissioni di nessuno, anche perché, sai, mi sembrerebbe un po' ipocrita chiedere le dimissioni senza avere neppure vagamente i numeri per poterle pretendere. Penso che in generale però il Consiglio regionale tutto, non soltanto la Lega di Zaia e di Ciambetti, ma in generale l'istituzione dovrebbe interrogarsi su quanto sia stata umiliata nelle sue funzioni, nella sua impegno di rappresentanza dei Veneti e del Veneto da questa iniziativa politica. La capogruppo PD in regione però chiede che quanto accaduto non passi sotto traccia. Spererei che non passasse sotto silenzio come un fatto isolato, ma che chi però, a differenza di noi, ha il potere di prendere alcuni provvedimenti lo faccia. Una parte del Consiglio, penso ad esempio al segretario generale, il dottor Valente, ha avuto secondo me il coraggio di esprimere pubblicamente le sue perplessità. C'è una parte della società civile che ha dimostrato indignazione, a partire dalla CISL con una lettera che ha inviato a tutti i consiglieri regionali. Io credo che se davvero vogliamo rappresentare, come si dice, con dignità e onore l'istituzione regionale, non possiamo far finta che nulla sia accaduto. Per Vanessa Camani è grave anche la mancata presa di posizione del governatore Luca Zaia. A nostro giudizio è un fatto molto grave che espone l'istituzione regionale a una condizione di attaccabilità molto seria. Abbiamo già espresso ovviamente tutte le nostre perplessità e la nostra ferma condanna rispetto a questo fatto. Riteniamo altrettanto grave appunto la sottovalutazione da parte del Presidente Zaia e del Presidente Ciambetti.